Lavori in salita, anzi in coda. Per le nuove amministrazioni di Santa Margherita Ligure e Rapallo si prospettano mesi importanti per il tema del traffico. Se da una parte la volontà di affrontare il problema in maniera condivisa è un primo passo significativo, l'annosità della questione e l'attuale flusso della stagione estiva fanno prospettare tempi lunghi per la messa in pratica delle soluzioni. Intanto però le dichiarazioni rilasciate dalle amministrazioni evidenziano i propositi per costruire una progettazione che non riguardi i singoli comuni, ma l'intero comprensorio. I nodi della viabilità tra le due città, inevitabilmente legati, sono la strettoia di San Michele di Pagana e il transito dei pullman turistici di grosse dimensioni. Partendo dal lato di Santa Margherita Ligure, le volontà espresse a livello pubblico dal sindaco Guglielmo Caversazio hanno rilanciato gli intenti del 2018, quando si era fatta largo l'idea di fermare i pullman nell'area del casello autostradale di Rapallo e trasbordare i turisti su navette più piccole. Volontà che trovano una sponda a Rapallo. Il nuovo assessore alla viabilità Antonio Piazza conferma che nell'immediato futuro è previsto un incontro tra i sindaci Guglielmo Caversazio ed Elisabetta Ricci sul tema del traffico, un tavolo che l'amministrazione di Rapallo vorrebbe allargare anche al primo cittadino Matteo Viacava per parlare della possibilità di una rete di tunnel nel comprensorio. La partita in questo senso si gioca proprio sulle strade di Rapallo. Il casello autostradale della città è la scelta primaria per i pullman turistici che vogliono raggiungere Santa Margherita Ligure. Nell'eventualità di ricorrere alle idee del 2018, l'assessore Antonio Piazza sottolinea le valutazioni da fare sull'area del Poggiolino, l'unica che potrebbe essere adeguata al trasbordo dei turisti ma attualmente inadatta. Negli ultimi giorni il traffico è di nuovo tornato ad aumentare nella zona della strettoia di San Michele di Pagana, imbuto che congestiona la viabilità. Il transito dei pullman turistici non facilita la situazione. Su questo tema si è concentrato il consigliere di minoranza Armando Ezio Capurro, già sindaco di Rapallo tra il 2004 e il 2006, che durante il suo mandato aveva lanciato un'ordinanza in cui venivano posti dei limiti per gestire il flusso dei pullman tra Rapallo e Santa. L'assessore Antonio Piazza conferma che l'ordinanza è ancora in vigore, ma che mancano i presupposti per poterla attuare, evidenziando l'assenza di strumenti omologati per i controlli e la scarsità di personale.